Un uomo nero, 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 un uomo nero siede sul mio letto. Un uomo nero non mi fa dormire tutta la notte. Un uomo nero muove un dito sul libro abominevole con voce nasale. Come un monaco sopra un defunto mi legge la vita d'un furfante ubriacone incutendo nell'anima angoscia e sgomento. Un uomo nero, nero, nero. Ascolta, ascolta. Ci sono nel libro molteplici piani, pensieri bellissimi. Abitava quell'uomo nella contrada dei più tremendi banditi e ciarlatani. He got into a drifted plank and then we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. One-horse open sleigh. He got into a drifted plank and then we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. One-horse open sleigh. Siento come giudica sta gente, una che va bene come a me. Sì signore, so per te l'amante, ma che colpo cuore porta. Se non dorme, se non campa, se n'ora senza te. L'amante sai chi è, e chi la cava bene veramente. Cadere tutte e non ti cerca niente.
Gizmo because I wanted to. I didn't kill Gizmo because I wanted to. Ma Rossi, tu, quando ci arrubavo la multatella con i cremelini, ma non fai una da mappi. Per quanto i fatti possono sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa. Bella scoperta, Ma come se non li avessimo visti anche noi i morti. Zitto. Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Dois, però tengo paura, o vado stamanare, e se io vengo a sapere, sa come va a finire. Non ti preoccupare, tuo padre ci parli. Ci faccio capire che tiene arrivando cuore. Questa è una storia vera, fatta sincerità. Giurando innanzi a Dio, amore e fedeltà. Aiutami, Non ti preoccupare, aiutami, mio frate so per te. aiutami, Faceva che parla, vedrà che capirà, tutto si aggiusterà. aiutami, Non ti preoccupare, aiutami, mio frate so per te. aiutami, Faceva che parla, vedrà che capirà, tutto si aggiusterà. Stick it up your ass! I don't want to hear rubbish!
Cameriere! Papà, lo saccio. Mi può dire che sono piccerilla. E certe cose non ne posso capire. Mamma ha sbagliato. Ma che colpa ne teniamo noi guagliù? Quando me ne onore come te? Le figlie hanno saputo perdonare. E se non può fare per mamma, fallo almeno per sto cuore, piccerilla con mio amico. Papà, oggi è Natale. Fancella ricordare sta grande festa. Fa conto che stasera sei un artista e viene a recitare sta parte a casa. Viene la recita
quando ci arrubavamo la muttanella con i cremelini. Ma non fai da mappi. Quando l'inverno non li potrà più contenere, allora i morti ritorneranno a vivere. Chi siete? Che volete? Non te ricordi più, io sono Gennaro. Ma io non conosco nessun Gennaro. Ci siamo conosciuti col Pascaccio. Tu stavamo tra una villaggia e io non stavo per te da raggiungere. Non ne parlavo di poter incontrare. Ma io sono sposata, capite? Lo saggio riconosce, ma non è bella da telefonare. Ma si tagliamo vivo stasera, so solo l'ombra, la passa e se ne va. Grazie Maria, va bene camera.